in collaborazione con AgriBanking, il tuo partner di filiera. Un prodotto che entra nelle cucine di tutto il mondo. Parliamo della patata, un tubero assai diffuso, quindi che è cucinato e apprezzato dai consumatori. Ce ne occuperemo nei suoi aspetti produttivi e anche nei suoi contenuti nutrizionali. Torna alla Fiera Agricola del Santerno, un classico dell'estate emiliano-romagnola, organizzata dal Comune di Imola, porta in scena tutte le sfaccettature del mondo rurale di ieri e di oggi, dalla zootecnia a frutta e verdura a chilometri zero, ma anche laboratori didattici e naturalmente le nostre tradizioni più autentiche. E inizia proprio come la giornata dei contadini con il canto del gallo. Siamo in piena fioritura o quasi delle patate, parleremo di questo tubero, ce ne occuperemo nei dettagli anche particolari delle sue coltivazioni, parleremo anche della patata selenella, una patata marchio nota per avere queste proprietà diciamo nutraceutiche, e ne parliamo con chi coltiva queste patate, ma soprattutto con coloro che gestiscono un consorzio della patata di qualità. Sono in compagnia di Massimo Cristiani, presidente di questo consorzio, e del direttore Giacomo Accinelli. Buongiorno. Alle nostre spalle un campo di patate, ho detto in piena fioritura, anche se in realtà adesso diciamo che siamo quasi alla fine della fioritura, dico bene Cristiani? Sì, adesso come si può vedere ormai la fioritura è già finita, adesso le patate si apprestano all'accrescimento, quindi stanno ingrossando, e poi dopo per essere poi raccolte verso la metà del mese di luglio. Presidente, la realtà pataticola nazionale è molto importante, parliamo di superfici a livello nazionale di circa 10-11 mila ettari, poi essendo un'ortiva cambia di anno in anno. Nell'areale emiliano-romagnolo siamo attorno ai 3.800-4.000 ettari, un po' questi sono i dati ufficiali, ma voi vi occupate in particolare di una patata che è al selenio, la selenella. Siamo in zona, qua siamo nel Bolognese, siamo alle porte di Bologna, Cadriano, un'area dove comunque c'è anche la patata DOP, però voi avete individuato un vostro target che è quello di questa patata al selenio. Due parole intanto sul consorzio che nasce attorno a questo tubero. Sì, il Consorzio Patata Italiana di Qualità nasce circa 20 anni fa, anche un po' di più, però diciamo così da allora ha perseguito questo progetto di arricchimento della patata al selenio, e da qui si è scoperto che è stata un'idea vincente ed è diventato uno dei maggiori brand in Italia per il prodotto fresco da consumo. Quanti ettari di patate a marchio sono coltivate non solo in questo areale, ma voi vi occupate anche di investimenti produttivi in Sicilia? Sì, adesso noi complessivamente coltiviamo circa 1500 ettari, in particolar modo sono circa 300 in Sicilia per la patata novella, e poi siamo presenti anche in altri areali d'Italia quali Sardegna, Lazio, e poi dopo anche in Fucino per la patata più tardiva, però il cuore della produzione è qui in Emilia Romagna. Diciamo che le prime patate al selenio vengono dalla Sicilia, quindi già quando si possono trovare sul mercato?
Le patate della Sicilia sono già presenti, abbiamo iniziato la commercializzazione già in aprile e adesso tra l'altro la produzione in Sicilia sta quasi per terminare e abbiamo iniziato con la produzione in Sardegna per poi dopo, come si diceva, continuare nel Lazio e poi risalire qui in Emilia-Romagna. Stiamo parlando di quanti, diciamo, tonnellate, parliamo di tonnellate di patata a marchio vengono prodotte complessivamente o mediamente nell'arco dell'anno? Adesso noi parliamo circa di 400, noi commercializziamo circa 400.000 quintali di patata al selenio nel corso dell'anno, complessivamente tra patata novella e patata classica. Questo è un campo che vedo che ci sono anche diverse varietà e il disciplinare prevede particolari varietà che sono diverse anche a seconda dell'areale produttivo? Sì, adesso noi come disciplinare Selenella prevediamo solo una serie di varietà che sono, diciamo così, quelle varietà che abbiamo individuato per le migliori caratteristiche sia da un punto di vista organolettico ma anche più adatte agli areali di produzione. Qual è la qualità, magari facciamo due passi in avanti intanto, qual è la qualità intrinseca, il valore aggiunto che c'è, dicevo prima, a questo contenuto nutraceutico, quindi dei particolari elementi che aiutano l'organismo umano, quindi quali sono? Sono il selenio, lo dice la parola stessa, selenella, ma ci sono anche altri aspetti che danno, diciamo, quel plus, si dice, no? Che c'è nella patata. Beh, ecco, certamente ovviamente l'elemento fondamentale è quello del selenio, però la produzione di selenella è anche caratterizzata da tutto un sistema di tracciabilità e quindi di riconoscibilità del prodotto, di garanzia del prodotto e anche sugli aspetti agronomici che sono sicuramente centrati per cercare di ottenere il meglio dalle produzioni di selenella. Ecco. Quali sono i quantitativi che può esprimere un ettaro coltivato a patate, sempre nella media? Nella media possiamo andare dai 350 ai 600 quintali di patate, che bene o male è la media che vediamo, sono le produzioni che vediamo un po' partendo dagli areali più precoci a quelli un po' più tardivi. Ecco. Quindi insomma questo dipende anche ovviamente anche dalla stagione. Quest'anno è stato un anno piovoso, questo ha agevolato la coltura oppure ha creato qualche inghippo nella filiera? No, diciamo che quest'anno è sicuramente un anno che si allontana da quello che abbiamo appena passato, perché ricordiamo che l'anno 2023 è stato particolarmente pesante per via degli effetti devastanti delle alluvioni eccetera. Quest'anno invece è un anno che si è presentato già con una caratteristica, diciamo così, con un clima più adatto alla produzione di patate, quindi un maggio un po' più fresco, a tratti piovosi, con una stagione che, diciamo così, è un po' più adatta alla produzione proprio delle patate. La patata viene chiamata un prodotto indifferenziato, non lo è nel vostro caso, perché comunque è un prodotto che ha queste qualità che non si trovano, diciamo, nel prodotto che è sempre di buona qualità in generale, però ha questo valore aggiunto. Ci sono esperienze analoghe alla vostra in ambito nazionale o in ambito anche europeo che fanno un prodotto, che producono un prodotto che ha queste caratteristiche? Beh, adesso per noi intanto la patata è un'eccellenza, quindi ci discostiamo dal rendere questo prodotto qui una commodity, ma cerchiamo sempre di evidenziare quelli che sono gli aspetti veramente importanti di questo prodotto, di questo ortaggio. Ci sono altri prodotti sicuramente, però l'esperienza che abbiamo portato noi con Selenella, quindi dal discorso del selenio, ma anche da tutta la filiera della tracciabilità e tutto quello che orbita attorno al consorzio, siamo un po' un'eccellenza anche come brand. Ecco. E questo insomma vi è riconosciuto anche dal consumatore? Assolutamente, un consumatore che ci ha effettivamente dato tante soddisfazioni e ce ne sta dando negli ultimi anni proprio in termini di riconoscibilità di questo prodotto. Un tubero che va solo per il consumo fresco, raramente per l'industria in questo caso?
come Sì, domanda lo pongo. Noi prevalentemente è destinato all'uso fresco, abbiamo anche una produzione di patate destinata alla trasformazione per la produzione di gnocchi, ma è una piccola parte, il nostro core business è quello del prodotto fresco. Poi parleremo adesso anche di aspetti agronomici, perché insomma sono molto curioso, ne parleremo anche con il direttore della filiera, che insomma le patate vanno seminate quando più o meno, insomma, per capire un pochettino e dare anche un'idea ai nostri amici telespettatori di come nasce insomma la patata. Beh, noi partiamo dalle prime semine precoci per il prodotto novello che iniziano già a novembre in Sicilia, novembre-dicembre in Sicilia, per poi dopo arrivare qui a fine febbraio, inizi marzo, dove si inizia a seminare la patata classica prodotta qui in Emilia Romagna. Sono operazioni tutte meccaniche queste, quindi l'intervento umano c'è, però da parte degli operatori sostanzialmente. Diciamo così, per quello che riguarda l'Emilia Romagna ormai è completamente meccanizzato, mentre invece per il prodotto novello la raccolta viene ancora in Sicilia, viene ancora fatta a mano, perché hanno dei terreni particolarmente ricchi di pietre e quindi si rovinerebbe il prodotto se fosse raccolto a macchina, e quindi la raccolta a mano garantisce la qualità del prodotto, e anche perché è un primo prodotto che si presenta, il prodotto novello lo raccogliamo così proprio con le sue caratteristiche e con la sua bellezza, quindi viene raccolto a mano. Insomma, c'è attenzione anche da parte del consumatore, perché poi il primo prodotto, insomma, nuovo, esatto, che c'è. Poi c'è anche molta attenzione, parlavamo anche di clima e di piovosità, e quindi di apporto idrico di cui hanno bisogno le patate. La Sicilia però quest'anno è andata incontro a una forte siccità, quindi ha avuto qualche problema, perché poi l'acqua è un elemento fondamentale per la crescita di tutti gli ortaggi, di tutte le piante, e in particolare anche per le patate. Sì, la Sicilia quest'anno effettivamente ha avuto una problematica piuttosto importante sugli aspetti idrici e per i problemi di irrigazione. Noi produciamo in una zona che è Siracusa, che fortunatamente riesce ancora a soddisfare in tutte le fasi della produzione il fabbisogno che ha la produzione della patata, però sicuramente è un argomento piuttosto importante, e ultimamente ci sono sempre annate, diciamo così, sempre un po' più difficili. Qui al nord fortunatamente quest'anno ancora non abbiamo avuto questi problemi, anzi probabilmente abbiamo avuto il problema opposto, insomma, dell'eccesso di piovosità, perché poi abbiamo avuto un maggio che non è mai stato così piovoso negli ultimi 170 anni, così dicono almeno chi ha rilevato queste piovosità, quindi ha creato problemi dal punto di vista fitosanitario? Beh, diciamo così, da noi per adesso la situazione è ancora buona. Ci sono state delle piccole zone colpite magari in maniera un po' più insistente dalle piogge, però diciamo così, tutto sommato, come ho detto all'inizio, è stato un maggio che ha agevolato la produzione più che limitato, perché c'è stata, è vero, una buona piovosità, ma abbastanza distribuita, non è stata concentrata come nell'anno passato, che ovviamente abbiamo avuto degli episodi piovosi estremi, e questo ovviamente ha creato quello che ricordiamo tutti. Presidente, noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torniamo a parlare di patate, ci troviamo fra qualche minuto.